Ora che sei una coppietta di sposi, appena tolto a casetta, una bella villetta, e dice, però bisogna che tu hai un can da guardia qua, perché non sei sicuro. Ora il giorno dopo, che dice, mi raccomando, vattore un can. Il giorno dopo, suo marito, e zappa il vattore sto can, e va dentro dal tipo, che dice, vuoi un can da guardia, pensavo a un alano. L'alano è un bel cane, però che vuoi 4.000 euro comunque fa un alano, che fa, cazzo 4.000 euro, appena sposato così, non sai che abbiamo tanta disponibilità di cash. Perché fa, a parte il fatto che mi pensavo più un pitbull perché è bello, imponente, mi dà un senso di sicurezza, mi pare che sia un ottimo can da guardia. Cioè, perché il pitbull è un can da guardia ottimo, sì, però avevo 6.000 euro. Cazzo, no, cos'è una roba un po' più... Allora che fa? Aspetta che ti porto mica il cane, giusto? Va su retrobottega, torna in Rio con un cagnetto in braccio così. E lo mette su e dice, ma cosa che ne faccio questa roba qua? Aspetta, aspetta. Bobby, sedia. Tranquilla, segura. Porco cane, dice, fantastico. Ah, ti faccio un altro esempio. Bobby, tavolo. 5 kg e segura. Fantastico, porto a casa. Quanti chiesi che costa? 500 euro. Boh, mio. Viene al can, porta a casa, va da sua moglie dice, ma cosa che ne fai di questa roba qua? Oh, un cane, questo qua si ritira una scarpata, mi tocca anche andare in cerca. No, no, sta attenta, sta attenta. Bobby, sedia, 3 kg e segura. Sua moglie fa, cazzo, dove ti hai macinato?